c'è un mestiere come un altro, il donatore d'organi ha messo in mano il cuore per chi ti ritrova il suo cervello usato che ha scambiato con una Mercedes nuova. E al tavolo degli scrittori si spunta ad alta voce di poesia. Siamo con Fabio Ilacqua. Fabio, come definisci la tua canzone e la tua musica d'autore? Allora, io definirei la mia musica d'autore, la musica d'autore in generale, quella che piace a me, quella che interessa a me, come una sorta di contravveleno della società, nel senso che io penso che la figura dell'artista, non solo nella musica d'autore, non solo nella scrittura, ma anche nell'arte, debba essere in qualche modo la figura che in qualche modo dice tutto quello che le classi dirigenti non dicono, cioè che dice la verità in qualche modo, deve essere dettata da un'urgenza. Deve essere libera da vincoli di tipo monetario, di mercato, insomma, deve essere urgente e sentita. E quanto la tua origine siciliana e calabrese ti ha influenzato nella musica, musicalmente, diciamo? Allora, le mie origini mi influenzano tantissimo, anche quando non faccio delle canzoni che hanno dei riferimenti precisi al dialetto o all'utilizzo di strumenti tipici della cultura meridionale, etnica del sud. Direi che comunque questa cultura mi influenza tantissimo nel modo di vedere le cose, perché io ho passato molto tempo con mio nonno che era siciliano e io attraverso i suoi occhi ho imparato a vedere la vita in un altro modo, cioè a vedere la realtà in un altro modo, con una solidarietà che è andata perduta, che faceva parte di una cultura antica, che forse al sud ancora un po' si mantiene.